A Valdobbiadene il vino e le eccellenze alimentari salgono in cattedra. Al via la seconda edizione del Master di primo livello in cultura del cibo e del vino, curato dall'Università Ca' Foscari di Venezia. Sede delle lezioni sarà ovviamente Valdobbiadene, capitale del Prosecco e al centro di un territorio che ospita un numero eccezionale di tipicità agroalimentari ed enologiche. Sentiamo il fautore del Master, Gianluca Bisol, direttore generale dell'azienda Bisol, tra i leader mondiali nella produzione di Prosecco di Valdobbiadene DOC di altissima qualità. L'idea di portarla qui è duplice. Da una parte è quella di dare la possibilità agli studenti di entrare nel territorio di produzione in genere, quindi qui non parliamo solo di vini, ma parliamo di formaggi, mieli, di frutta di tutti i tipi, dalle fragole alle ciliegie, ai marroni di Combay. Entrare quindi in contatto col mondo produttivo e creare questa emozione, questo amore per le produzioni che difficilmente si potrebbe creare in una grande città. E l'altro motivo è quello di pensare al nostro futuro di noi aziende del territorio. Abbiamo bisogno di coltivare non solo le vigne, ma di coltivare anche la cultura. Nel corso dell'inaugurazione si è svolta la consegna dei diplomi per gli studenti della prima edizione del corso. Figure professionali a 360 gradi, altamente specializzate, in grado di conoscere ogni aspetto del settore enogastronomico e agroalimentare d'eccellenza. Il professore ordinario dell'Università Ca' Foscari, Ulderico Bernardi, sottolinea l'importanza della riscoperta del nostro variegato patrimonio enogastronomico. Finora si era pensato a tanti aspetti di beni culturali, ma questo dell'alimentazione e dell'identità alimentare è un tema assolutamente emergente sul piano internazionale, non solo locale naturalmente, ma poiché l'Italia ha questa fortuna di disporre di tanti patrimoni diversi, non solo regionali ma addirittura provinciali, vorrei quasi dire comunali per certi aspetti, noi possiamo offrire al mondo una variegatezza di contenuti mirabile e solo da alcuni anni si è cominciato ad avere, dicevo, consapevolezza di questa ricchezza di diversità. Valdobbiadene è sede di un master universitario, un risultato importante e di prestigio per la cittadina e per la comunità. Il sindaco Bernardino Zambon esprime così la sua soddisfazione. È l'abbinamento delle lettere V, come ho detto, Venezia, Valdobbiadene, il vino, i valori di questa terra. Tutti entrano in un territorio di per sé famoso che ha dei segmenti importanti, bisogno di cultura e di approfondimento per rilanciare alle giovani generazioni un tratto del loro futuro.